spiegazioni non ci sono, le parole sono chiamate a diventare silenzio. Silenzio in cui affidarci al Signore. Nel nostro silenzio umano può allora trovare spazio il silenzio di Dio. Silenzio che non è mutismo, che non è sinonimo di vuoto, ma è un silenzio creatore. Una chiesa gremita, un'intera comunità che ha voluto stringersi per l'ultimo saluto a Domenico Bizzotto e Antonia Rattin, la coppia di anziani coniugi trovati senza vita nella loro villetta di via Cadolfina a Rosà. Omicidio o suicidio è quanto ha confermato l'autopsia effettuata mercoledì scorso dal medico legale Giovanni Cecchetto. L'uomo giovedì 18 febbraio ha ucciso la moglie, malata da tempo, per poi togliersi a sua volta la vita. Una vicenda che ha scosso tutta Rosà, la conferma la presenza di tante persone unite in quel silenzio di cui ha parlato Don Ivan Arsego durante l'omelia, che è stato colto anche dal sindaco Paolo Bordignon. È stato, credo, un ultimo saluto di tutta la comunità verso due persone che si amavano. Questo è il messaggio che volevamo dare alla comunità stessa. Ha detto bene Don Ivan nell'omelia che non dobbiamo cercare il perché, ma dobbiamo solo capire il significato che hanno portato a questo. Per cui concentriamo su questo, è un buon silenzio in questo momento, credo sia il momento più opportuno. Crediamo nella misericordia infinita che Dio Padre ha per ciascuno di noi e che il Signore Gesù ci ha mostrato con la sua vita. Misericordia che traspare dalla vita di Gesù, che ci aiuta a conoscere questo volto del Padre. Misericordia alla quale affidiamo Antonia e Domenico.